Non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Ma cosa cambiare? Come? Un inizio potrebbe essere partecipare al terzo meeting francescano del Mediterraneo a Cefalù, da oggi, venerdì fino a domenica. Ci saranno occasioni di dialogo, scambio, confronto e formazione, per tutti, su tematiche di strettissima attualità, con figure competenti, esperti di livello nazionale e testimoni internazionali. Ognuno potrà affrontare le questioni che più gli stanno a cuore. C'è un forum sull'intelligenza artificiale, sul metaverso, deep learning, infrastrutture collaborative. E per quanti internet e soprattutto social, c'è un appuntamento su misura da vivere di persona. Avete passione per l'economia? Venite a scoprire i nuovi orizzonti delle imprese. Sostenibilità, adattamento, resilienza, scelte etiche. Oppure a conoscere le comunità resilienti e le loro risposte innovative a sfide storiche e problemi attuali, come la desertificazione o il calo demografico. C'è poi un appuntamento dedicato alla custodia del creato, con un focus sulla questione degli incendi, per passare dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione. A circa un mese dalle elezioni europee, perché non incontrarsi al meeting e confrontarsi sul futuro dell'Europa? Come la immaginate? Come la volete? E nell'8° centenario delle stimmate di San Francesco, perché non provare a vedere quelle sue ferite, o magari anche le nostre, come feritoie di vita nuova e rinnovata? Se poi volete solo un momento di pausa, venite a prendere un caffè al bar con un frate, una suora o un giovane, a parlare di quello che vi va. Ma non mancare soprattutto sabato. Sabato sera parleremo di pace con chi la guerra la vede da vicino, un testimone d'eccellenza. Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. E poi venite a marciare con noi per la pace, domenica, per le vie di Cefalù. Non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. E noi vogliamo cambiare insieme, al meeting, connessi.